Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City, benvenuto Massimo Privitera. Benvenuto a Marco Testoni e ai nostri cari telespettatori o videospettatori o web spettatori, che è meglio, dai. Allora, il caro Massimo quest'estate si è divertito moltissimo perché è andato a un premio sempre relativo alla musica per immagine, alla musica per cinema, naturalmente, che si teneva a Carovigno, la Puglia Soundtrack Award 2024. Da quanto so, Massimo, questa non è la prima o la seconda edizione, insomma è già da parecchio, è la terza edizione. Allora ci parli un po' di questa edizione, di questo festival che è molto particolare, come abbiamo avuto modo già di dire, all'interno del panorama festivaliero italiano. E infatti è particolare perché è un festival di musica applicata alle immagini internazionale in Italia e poi in Puglia, tra l'altro una delle regioni più belle italiane, anche dal punto di vista proprio del fermento culturale artistico, perché poi sappiamo che in Puglia ne fanno veramente di ogni. Ero stato, non so se ti ricordi, a un festival dedicato alla musica per immagini che era stato fatto a Ostuni, dove c'era Fabio Frizzi e tante... Ne abbiamo parlato, te lo ricordi? Quest'anno invece vicino a Ostuni, perché Carovigno è proprio a 2 passi da Ostuni, a 5-10 minuti di macchina, però è in collina, in questa meraviglia di castello, che è una cornice magica, fatata, fiabesca, veramente incantevole, dove è stato messo questo palco che ha ospitato tutte le serate concertistiche e di premiazione, perché la Puglia Soundtracks Awards l'ha chiamato così il suo direttore artistico Cyril Morin, un compositore francese famoso, anche non so se vi ricordate la sede dei Borgia. Si è svolto dal 4 al 6 luglio e ha avuto un parterre di ospiti spettacolare, un festival dal sapore internazionale, che però in questa puntata noi ci focalizziamo sugli ospiti italiani. Quest'anno è stato premiato il nostro carissimo Franco Piersanti per la colonna sonora del Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti. Questo premio Franco Piersanti ha voluto che gli fosse consegnato sul palco da Fabio Massimo Capogrosso, che aveva vinto l'anno precedente per Esterno Norte di Marco Bellocchio. Franco Piersanti ha voluto condividere questo riconoscimento con gli ingegneri del suono che hanno contribuito e da sempre lavorano con lui proprio per il Sol dell'Avvenire, Goffredo Gibellini e Gianluca Porelli. Questo è un grandissimo gesto, non è un piccolo gesto, è un grandissimo gesto che non sempre viene riconosciuto da altri compositori, ma l'importanza dell'ingegnere del suono, di tutto lo staff che si occupa di una colonna sonora, lasciatelo dire Massimo, è una cosa fondamentale proprio, quindi sono ben contento che Piersanti abbia fatto un'iniziativa di questo genere e infatti tutte le iniziative buone partono da lui. E infatti, non solo, ma poi soprattutto poi vengono fatte da festival internazionali. In Italia ce lo dimentichiamo spesso. E poi c'è stata un'altra protagonista delle serate concertistiche che ha eseguito con la sua splendida voce blues molte delle canzoni tratte dal cinema e non solo, anche dalla serialità, Valeria Altobelli, personaggio incredibile, amica di Diane Warren, che ha ricevuto un premio speciale alla carriera. Però l'unico che manca in questa occasione, in questa puntata, che non ho intervistato di persona durante proprio le serate del festival, è Pino Donaggio, che ha ricevuto il premio alla carriera per il suo grandissimo lavoro e contributo che ha dato alla musica per immagini, tra Brian De Palma e non solo, e che io ho avuto il piacere di poter prendere il suo premio, fare le sue veci e poi gliel'ho consegnato. E comunque, se volete invece vedere una delle ultime interviste che ha rilasciato proprio Pino Donaggio al buon Massimo Privitera, la trovate proprio qui sul canale web Soundtrack City e ne dice delle belle il buon Donaggio, se ti ricordi. Come no. Ci tengo, prima di chiudere, di farvi vedere queste interviste, ringraziare per l'appunto il direttore artistico Cyril Morin e poi Loredana Epifani, Antonella La Camera e poi anche Antonio Ribezzi, Giuseppe Tamborrano, Antonella Semeraro, San Bobino e Marcello Biscosi, che è stato il conduttore di tutte le serate. Quindi vedremo in questa puntata speciale della Puglia Soundtracks Awards, terza edizione, l'intervista a Franco Piersanti, a Fabio Massimo Capogrosso e a Valeria Altobelli. Buona visione!
Allora, grazie per questa intervista, per questo spazio. È un festival particolarmente felice perché raduna una comunità non da poco conto della musica internazionale ed è una bellissima iniziativa. E grazie a Cyril Morin per la sua conduzione. Cos'è per te, che cosa comporta e cos'è per te la musica per immagini? Ma la musica per immagini e per il cinema è una cosa talmente ormai evoluta e complessa che dirlo in 2 parole si rischia di essere banali. Diciamo che è un'estensione della musica che il Novecento ci ha regalato grazie al cinema e che tutti i compositori hanno trovato in essa una marcia in più per esprimersi. Come ti sei sentito una volta arrivato alla Puglia Soundtrack Award, cioè l'accoglienza, lo stare insieme agli altri colleghi? Guarda, sono molto sincero, mi sono sentito davvero a casa perché nonostante in Italia, a Roma, con i vari premi e tutte le grandi iniziative che si fanno, c'è sempre questo senso di dare spettacolo in qualche modo nei premi e negli appuntamenti ufficiali che mi ha fatto sempre particolarmente sentire estraneo, sinceramente, sempre di più. Qui non voglio dire per la prima volta, ma certamente è molto forte il senso di comunità e di appartenenza a qualche cosa e soprattutto di grande confidenza e competenza che si ha verso la musica e questo mestiere qui che è così particolare. E questo rende molto sereni ed è un'esperienza piuttosto bella per me, anche non così usuale da provare quando sto insieme a dei colleghi. Quali sono state o quali sono le tue, se ci sono, fonti ispirative quando crei la tua musica per le immagini? Ognuno di noi ha un piccolo ritratto sul leggio del pianoforte, ideale anche, spesso e volentieri. Spesso e volentieri cambiano di volta in volta, però non saprei più dire quali sono i padri fondatori del mio pensiero in qualche modo, ma certamente ricorrono sempre spesso quando incontro i giovani compositori soprattutto. Non posso non fare i nomi che tutti quanti sappiamo, ma che sono un po' allo stesso livello, quindi posso citare Benjamin Britten come Bernard Herrmann, posso citare Prokofiev come Alfred Nischnicht, oppure Ennio Morricone insieme a Nino Rota e tutti gli altri musicisti che certamente popolano l'universo del Novecento, che è così ricco e vibrante ancora per tutti quanti noi, insomma, che facciamo questo mestiere, sia di compositori tout court che compositori per le immagini. Grazie Franco. Prego. Grazie che sei stato con noi. Prego. La musica per immagini per me è l'opportunità di mettere il mio artigianato, così la mia arte a servizio di grandi idee, grandi registi. Ho avuto la fortuna in questi anni di lavorare con Marco Bellocchio, che considero un genio, e l'esperienza con lui, ma voglio citare anche Gianluca Iodice, hanno veramente aperto nuove prospettive sul mio modo di vedere il comporre e fare musica. Quali sono i compositori che ispirano di più il tuo lavoro, anche che non appartengono soltanto all'emisfero della musica applicata all'immagine? Ma i compositori che ispirano il mio lavoro sono quelli con i quali io mi sono formato, quindi quelli del grande repertorio, da Monteverdi ai compositori contemporanei dei nostri giorni. Per quanto riguarda la musica da film, chiaramente Morricone per me rimane un punto di riferimento importante per inventiva, per timbriche, per genialità assoluta. Ci racconti un po' qual è la tua emozione, la tua esperienza nella Puglia Soundtrack Award? Io sono molto felice di essere qui per il secondo anno consecutivo, perché questa è una realtà importante, perché è un premio
conferito da esperti del settore, da musicisti, da persone importanti che operano nel cinema, quindi per me è una grande emozione essere qui anche quest'anno. Beh, io penso che le immagini senza musica siano sterili, fine a se stesse. La musica è la vera voce dell'immagine, lo è più del dialogo, più della parola, perché assume un aspetto narrativo che è totalizzante, che è multisensoriale. Dalle orecchie passa al battito cardiaco, passa al tattile. È un aspetto veramente multisensoriale, perché la musica è forse l'unica delle dimensioni che non si può arrestare, soprattutto le dimensioni della musica e le emozioni della musica, le vibrazioni della musica passano immediatamente. Non a caso la musica è doping tecnicamente per gli atleti, e io ho questa mia insomma un po' deformazione, perché non riesco mai a guardare un film senza essere presa dalla musica. Quando guardo un film non riesco a non seguire l'aspetto della narrazione musicale, cioè il film passa in seconda battuta, ma questo è da sempre, perché dei film io ricordo alla fine solo la colonna sonora, forse non ricordo più neppure la storia, e sicuramente, ripeto, è una passione, è un'esigenza, una missione, una deformazione, chiamiamola come vogliamo, però ognuno di noi nasce per osservare, per parlare nel mondo con un linguaggio, e per me l'unico linguaggio con cui vale la pena di parlare è il linguaggio musicale, perché è un linguaggio universale. La partitura è partitura per tutti e la riescono a leggere tutti, dai giapponesi ai francesi, agli italiani, ai tedeschi, e non ne conosco altri di linguaggi universali, forse l'immagine, ma l'immagine già si carica di un vissuto personale che va in un certo qual modo a condizionarla, invece la musica no. La musica può essere letta solo in quel modo, un forte è un forte, un mezzo forte è un mezzo forte, un do diesis è un do diesis, e lo è per tutti, anche se i francesi lo chiamano ut, ma o gli accordi, insomma, nel mondo anglosassone hanno le lettere dell'alfabeto, le prime lettere, ma quella è un linguaggio universale. Ed io, che ho sempre cercato di farmi capire da tutti, e infatti qui si ride perché ogni tanto parlo 6-7 lingue diverse, ho sentito la mia zona di conforto solo nella musica, che è l'unico linguaggio per cui non mi devo sforzare e che tutti intendono e tutti capiscono. È potente, è forte, cioè ripeto, non diventa doping, perché dinanzi alla forza della musica non ti puoi arrendere, cioè le altre cose puoi decidere di non farle tue, la musica non puoi, ti fa venire i brividi, ti aumenta il battito cardiaco, te lo diminuisce, ti rilassa. La musica è musicoterapia e quindi è un elemento troppo forte, io lo metterei tra gli elementi naturali. Non a caso nell'antica Grecia era una delle forme di espressività più auliche, più elevate, e noi dall'antica Grecia abbiamo imparato moltissimo, la lira, da cui nasce lirica, le muse, da cui nasce il termine musica. È un patrimonio materiale, immanente, immateriale, che veramente dobbiamo preservare con tutta la nostra forza, perché è in grado di cambiarci un momento, una giornata, un attimo, una sensazione. Se siamo arrabbiati ci calma, o se l'ascoltiamo ed è una musica elevata ci mette in tensione, perché ha una potenza inarrestabile, e chi la sa codificare è fortunato, è un prescelto. E le tue sensazioni riguardo alla Puglia Soundtrack Award, anche la tua esperienza dal vivo? Sì. Beh, sicuramente sì. Beh, le mie sensazioni, la mia esperienza nella Puglia Soundtrack Award è un'esperienza totalizzante, un'esperienza a 360 gradi, un'esperienza multisensoriale, e ripeto, e sono stati tanti momenti in cui mi sono sentita davvero piccola davanti a dei maestri così grandi, perché ecco,
forse il rispetto nella mia vita continuo a nutrirlo e voglio nutrirlo soltanto per le persone che hanno abbracciato l'arte pura, che è quella musicale, che poi possa essere una passione, possa essere una narrazione, per uno strumentista, per un arrangiatore, per un compositore, per un liricista, però chi decide di abbracciare questo linguaggio per me è degno di stima e di nota. In questi giorni la cosa che maggiormente mi ha colpito è che i grandi musicisti sono in primis immense persone di una semplicità straordinaria, persone di una gentilezza, di un modo, perché la musica ti dà disciplina, perché non esiste nessuno che abbia fatto musica senza studiarla, oppure vabbè, magari le nuove generazioni hanno un modo più contemporaneo di approcciare alla musica, ma non è stato questo il mio modo, non è stato questo il nostro modo. E ripeto, io sono piccola così perché ho studiato un canto lirico con uno strumento complementare, quindi cioè, non posso paragonarmi a chi ha fatto 10 anni di composizione o di direzione d'orchestra, per cui ci si sente sempre piccoli perché sai che c'è sempre qualcuno più bravo, oppure vai a ripercorrere, prima parlavamo i grandi compositori, Bellini, Verdi, Puccini, Rossini, Bach, Schumann, Wagner, Stravinsky, cioè veramente ti senti un nulla rispetto a quello che i musicisti hanno captato, perché è un captare delle sensazioni, delle idee che girano nell'aria, ma solo i più bravi, i più veloci riescono a metterle su carta, a renderle vere, possibili e soprattutto fruibili. Quindi fruire di tutto il lavoro, ecco, che Jean-Michel Bernard, che Sean Connery, che tutti i grandi compositori che erano qui presenti hanno donato al mondo, è bellissimo, perché questo è un atto d'amore, cioè per i musicisti è un'esigenza donare, esibirsi, ma è un atto d'amore, perché tu veramente, come ho detto prima, riesci a cambiare il mood, la vita e il percorso di una persona, e molto spesso ognuno di noi cambia quando ascolta una canzone del cuore, un pezzo del cuore o una colonna sonora che ti ha dato quella pugnalata che ricorderai per tutta la vita.